il Veneto ci saluta così. Ma poi scusate, scusate ragazzi, guardate questo sindaco qua, guarda che fascia che ha. Non ha quella tricolore, ha la fascia rossa. C'ha la fascia come il culo. Com'è possibile? Non sono mancate le polemiche sulle affermazioni in diretta nazionale ieri sera del comico genovese Maurizio Crozza, nel giorno della proclamazione della Repubblica Veneta, a seguito del plebiscito online che ha visto più di 1 milione di persone appoggiare l'autonomia della nostra regione dal governo centrale. In molti hanno preso la satira contro il sindaco di Cittadella Giuseppe Pan più come offesa che come battuta comica. Ma lo stesso Pan non si scompone ed è intenzionato a continuare la sua battaglia per l'indipendenza. Forse non si è ben capito che comunque questa onda del plebiscito in cui hanno votato più del 60% dei veneti è una cosa seria e che porterà sicuramente in Consiglio regionale il nostro governatore a portare avanti una linea per indire un referendum ufficiale. Quindi sicuramente io sono sereno, sono gandiano, mi tengo le mie idee, tengo le idee che sono quelle di un'indipendenza e di un Veneto che possa essere autonomo e che gestisca le proprie risorse. Quindi non replica direttamente a Crozza, non le dice niente? Lui fa il lavoro, fa il comico, quindi l'Italia è piena di comici e quindi uno in più, uno in meno non cambia. È bravo secondo lei come comico? Guardi, io non è che l'abbia mai seguito più di tanto, l'ho visto, sì, sicuramente, è più bravo di me a fare il comico, sicuramente, io sono una persona più seria. La rimetterebbe quella fascia o la rimetterà? La rimetterò sicuramente, anzi me ne stanno facendo una ancora più bella con tutti i leoni, quindi sicuramente la metteremo.